Buonasera a tutti, oggi è dia 25 di Sant'Andrea 2025. A te scusare il ritardo, ma mi hanno telefonato per una cosa importante, quindi non potevo negare. Dopo se il numero di telefono schia perché mi dobbiamo comunicare una cosa importante, meta. Bene, cominciamo diretto da dare una grazie da Sadie, intanto speriamo, ponete lo commento, scanno il commento, lo salutate, insomma, qualche video vitalità, insomma, ecco, un pacco di collaborazione da parte di tutti. Allora, cominciamo diretto da Sadie, come chi ha chiesto in vista la taschina, chiesto in fuori la comunischi, chi in vista è stato popolato, de voi usato, che in un pacco di neule, da pena, però de manco de eres, insomma, una cosa in pesso, come si può tenere, che non è proprio una cosa che più che fisica è quasi in peso, in su pesare. Ecco, de voi si presenta Tasaida. Come non era su Staravallo, beh, non era caso che succedenne, cioè proenne, mudinanne, namuso, proenne, non a Trischia, ma proenne, come viene da Sasonni, che poi selata e resta messo coccolato e poi non c'è tanto su che in movimento, insomma, coccolato un po' quel proso, un po' tutto il resto del sadie. A gabba de prove la Sasonni, che 11 grados temperatura massima, 6 grados temperatura minima. Idemo su crasa, cral Mercules, amo su mezzo coccolato, però tutto sadie, viene a salvato una murdinedda e poi tornata che a prima, insomma, che su che l'ho messo coccolato. 9 gradi temperatura massima e 4 gradi già minima. Bene, 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 bene. Cominciamo su diretto in Carchinova Bona, ecco, Manova è scusta, la pittura di Lia Chia conquista la ribalta internazionale. Originaria di Bitti, da molti anni a Cagliari, i suoi quadri fanno il giro del mondo con tappe a Pechino, Londra, Parigi e New York. Così, Sunione Sarda, chi intervista a Lia, insomma. Poi sponsor articoli in tre, sponsor, però non veste su Unione Sarda del Papiro, veste su Unione Sarda online. Nel nostro canale WhatsApp, Cracovia, Milano, Sanremo e Parigi sono le ultime tappe d'autunno. D'estate sbarca a Pechino, Palermo, Londra, Lituania, in primavera a Dubai, Berlino, Venezia, Pisa, Roma, d'inverno a Firenze e Milano. Nel 2025 l'arte dell'Iachia fa il giro del mondo portando ovunque i suoi quadri pieni di energia e colori. Già prima approdano a New York, Barcellona, Capri e nelle piattaforme online di Tokyo e Seoul, collezione di riconoscimenti prestigiosi, il Canaletto, il premio Spoleto, a Roma conquista il premio Maestro della Storia, le viene consegnato da José Van Roy Dalf, figlio di Salvatore Dalì, lui stesso artista poliedrico che recensisce l'opera Fusione prima di essere esposta a New York. Lei è seconda tra i 20 promossi al premio Artisti del Regno Unito. Per la pittrice originaria di Bitti è trapiantata a Cagliari, è un anno pieno di successi sfolgoranti, dopo tanti approdi prestigiosi che consacrano una sperimentazione dove convivono colori, materia e spontaneità. Sin da piccola è attratta dal disegno, strada facendo, la passione per l'arte la spinge a sperimentare tanto. Poi la svolta, l'incontro con galleristi e critici, nuove prospettive la proiettano verso esposizioni e ribalte internazionali. Brava, veramente brava Lia, complimenti Lia, è una risorsa pro tutto canto, specialmente per Saida, in un una scritta, in un che si è spesata, insomma, ecco. Oppure tu devi pesare, insomma, può dare dei calestes la richiesta della lingua sarda, cioè in un è spesata, cioè tu non chiede andare di sicuro su chi chiede andare in italiano, quella è spesata, puoi scrivere canto schilo, no, non è legale, se è spesata, chiede andare educata,
e arrestito una base culturale collettiva e di famiglia, insomma, da parte di Saida. Ma su pesare este vinas usato però canno si pone su numene di una persona morta o galuvia, insomma, a su pizzino minore appena nascito può pesare sa mamma, su babbo, su mannedda, eccetera, eccetera, che di sicuro non che renare pesare su pizzino, ma che renare pesare, e cioè dare continuità a una storia di famiglia che non è fatta solo adesso San Benato, ma è fatta fino adesso il Numenese. Come questa cosa la sono fracassanne, bisogna San Noemi, insomma Samantha e così via, quindi c'è una trasgressione del tipo culturale incredibile, però sono tempo, sono curso, non potremmo stare e convinca se sente che è una cultura cosa viene a dare continuità a sul Numenese. Bene, a proposito quindi delle persone del rimedio, insomma, del gabbale, namurgai, ne che gli ho ammentare un'altra che purtroppo non bespruse, è mancata in aprile di quest'anno, e so è danne di Antonietta Cocco. Antonietta Cocco è questo è il suo libro che vi presento, è latte e miele, poesie, sono poesie scritte in italiano, che è una delicatezza tipica appunto di Antonietta, che una pizzina, insomma, che in questo tipo di impostazione, che in questo tipo di carattere. Poi vi spiego mezzo su chi è, insomma, che non tutti la conoscete, insomma, però come vogliamo molto pure su dai eco del suo libro, ecco, questa è Antonietta Cocco, appunto Bonaro poi è chieste, questo mondo va sempre più in fretta, voglio scendere, un viaggio attraverso il tempo alla scoperta dell'autenticità dell'essere, del mistero che accompagna la nostra vita, tra incanto e disincanto, la ricerca costante di un equilibrio, della speranza e della spiritualità che ci rende unici. La parola è importante, non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi. Questo è Giuseppe Ungaretti, però la prima frase sono la poesia sua. Allora Antonietta purtroppo è morta in aprile, il 17 di aprile, a 70 anni, è figlia di Dionigi Cocco de Onanie e destiata Pitalisi, che ite sol de Munnuelai, Zorre minore de Fanina e de Monda. Che hanno fiato in bisti, prima che a Nara Olbia, la famiglia è stagliata su il chinato del Sant'Angelo. In Sadomo è come è stata la famiglia di Annelene, cara cara a Sadomo de Ziminea e de Masalone, insomma, cioè in questo angolo dei QE. Ecco, Boscheglio legge pure una poesia di Antonietta che ha dedicato a sua mamma. C'è una maniera di scrivere poesia particolare, come a Donzi poeta, insomma, come si vede, è fatta di riga scursa, ma significativa, in un paese praticamente a Kerpitu come che impennellata, a pintare un quadro di sua mamma, di un momento che l'ha impressionata di sua mamma, e di un momento di che ecco, arriva Tordano, vabbè, lo arrivo in cui ne ha già chiamato Rivo Umano, Rivo Vesta addirittura in questa zona, andavano a lavare salana, poi a che si stramazza e così via. Non sono un grande lettore di poesia, ma credo devo leggere come in mezzo mesi. E i giorni in cui, poco distante l'alba, al vento di libeccio si va al fiume, dicevi, a districar la lana. Forse giorno di festa, a me sembrava, l'andar di sporte, in bilico sul cappo. Non fosse stato per il peso e il passo, non fosse stato per il peso e il passo, cioè che appunto la parte non sono un grande lettore.
E giunti al fiume, senza osar parola, tra bulicar d'insetti e sanguisughe nughe, china la schiena e il capo sull'acqua lustra a rinverdir la lana. Stavi, mirando d'intra i sassi del volto la sembianza. Ti voltavi ogni tempo a sogguardare d'un breve guardo accorto, in circostanza, e subito tornavi al mondo prossimale delle tue mani stanche. Nella calura accesa dell'estate stavano i bianchi fiocchi, qual fiori dintra i rami ad asciugare. Cioè che poi punire salana in questa tempa de gurumuru, in occasione ai danne, praticamente costui vuiti, in un bescomo su panificcio, Cossello, in cui tra San Martino e due Golli, insomma, ecco, in un salmo come di Virgilio, Virgilio del Carrone, del Subiatto, est in cui chi cusuriva in un bannaiano a lavare salana, i Santonietta e sa mamma, probabilmente pure Fanina e Monda, chi nissero. Ecco, questa è una persona che può ammentare che intanto forse non schini chieste, ma chissà se indicazioni che vi ha dato, penso che vi potete arrivare. E sia pure del sicchi medio, ecco, di questo ospitale. Casa mamma e adesso ospitale, adesso il Monnuelai. Su babbi de onanie, cocco, e stai anni in cui, insomma, su sangulo proprio tra Caracarammasalone, Stiminea, dove Stiminea e poi a sopra Bessugurutto, insomma, che poi anche quella in Putaiola, eccetera, eccetera, insomma, e poi Bescarrera Longa. Bene, e in questo andiamo da innanzi, in questo ammento di Antonietta, e colamos a Sol Giornale, dalle scritte schioie, estesa die, dedicata a Sol Mortores ed Emina, al suo femminicidio, insomma, però cercare di contrastare questo disaccatto che non si die va tutto a sacrificare Eminas solo che sono femmines, cioè mortas, intolatas, occhiditas solo che sono femmines, cioè create la colpa, cioè solo il fatto che sono femmines già pro qualcuno è una condizione per la sacrificare, insomma, pro in qualche maniera devalorizzare, la considerare quasi una cosa del possesso e che quindi o se ne ha sul possesso o mezzo nuda, ecco, tanto lo di questo al mortore non erano proprio dei gai, o se sa mea o de nessuna, insomma, cioè magari che si incamposti in conca chi saite, oppure che non sono più su ammasettata se hanno pensato in qualche maniera di rispondere, di essere, di narrare me che esisto io pure, no, per questo al mortore tu non esisti, tu sei una cosa, a gario mio, al divertimento mio, che hanno poi invece deciso a che vede sti conta, tanno non mi hanno spulvene e tinche occo da essa vita. Ecco, questo è il ragionamento di questo sale nipotinco scommentenata in carchi cantone che canta sta sul tenore dei vizi. E tanto noi vi dobbiamo spessare, che è una cosa che dobbiamo eliminare, ovvero non dichiariamo società civile e acculturata, come te che a essere compatibile con questo comportamento verso la femmina. Violenza di genere. Convegno al liceo musicale, una panchina rossa anche in città. Il comune dice no alla violenza di genere. Oggi con un programma denso di appuntamenti. L'iniziativa voluta dall'assessorato alla cultura, guidata da Natascia De Murtas, prenderà il via nel pomeriggio con il posizionamento di una panchina rossa donata dalla CILS pensionati. L'appuntamento, arricchito dall'esibizione del coro femminile Priamo Gallesai, diretto da Maria Bonaria Monne, e alle 16 in Piazza Indipendenza.
siamo ai danni di Nuvolo, a seguire il liceo auditorium del liceo musicale, all'auditorium del liceo musicale, la panchina scarlatta, il rosso della denuncia e la forza dell'ascolto, insieme contro la violenza di genere, introdurrà l'avvocata Monica Murru, interverranno il sindaco Emiliano Finu, l'avvocata Anna Maria Busia, il comandante provinciale dei carabinieri Gennaio Cassese, gli ispettori di polizia Sebastiano Puzzu, il dirigente scolastico Andrea Fadda Tonino e poi Tonino Lado, segretario provinciale FNP Cils, in collegamento con la deputata Stefania Ascari. Il comune ha inoltre patrocinato l'evento, l'associazione, eccetera, eccetera. Ecco, Aida Nedeminas, poi Inoca Edamu, la Barbagia, imprenditrici vincenti, l'agroalimentare, ospitalità e cura della persona, i settori con trend migliori, tutto chi in femmina imprenditora. Ecco, questo è un concetto che dobbiamo scambiare in conca del rapporto che sa femmina. Però no che mi sono dimenticato di mandare Caposcheria può segnalare questa novella da Grazia Deledda, posso fatto che è una novella che è da De Vizi, però ma la prima parte è già pubblicata nella verità. E come la seconda parte, però Boscheglio Legere, carchi virgola, adesso la prima parte Boscheglio Legere. Ecco, comunque l'invio della prima parte, questa è la seconda parte, che si toglie, il vestito è unione, bolla pubblico, però è sul cellulare, è difficile alla leggere, la dovete scaricare e poi è un'immagine e poi una via che l'altro sul cellulare la potete leggere, ecco, però Boscheglio leggere pacco spasso dopo narrare. Ecco, due miracoli, l'ospite 1897. Col rosario di madreperla in mano, zia Battora saliva lentamente per il sentiero dirupato che mena dal villaggio di Bitti alla sovrastante chiesa del Miracolo, cioè di Nostra Signora del Miracolo, una chiesa famosa in tutta l'isola di Sardegna. Si narrano grandi miracoli, creati e accresciuti dalla fantasia del popolo, accaduti in quella piccola chiesa ai piedi del lumine altare e migliaia di persone bisognose di miracoli spirituali o materiali corrono ancora a Bitti agli ultimi di settembre per la festa annuale e il rituale di Nostra Signora. Diciamo ancora perché ormai questa festa, come tutte le usanze antiche spazzate via dal soffio dei nuovi tempi, ha perduto il suo splendore e la sua magnificenza. Tuttavia la folla, venuta da villaggi lontani, attraverso montagne e vallate, si accalca ancora sotto la nicchia della piccola Madonna miracolosa, che sorride misticamente, misteriosamente, e d'anno in anno si sparge per le turbe commosse la voce di un nuovo miracolo. Zia Batora era molto devota a Nostra Signora del Miracolo. Ogni primo lunedì del mese saliva lassù recitando il rosario, dava messe, processioni e novene e durante i 3 giorni della festa pregava continuamente recandosi mattina e sera alla chiesa. Ella chiedeva un grande miracolo a Nostra Signora, le chiedeva un po' di pace, un po' di conforto per la travagliata anima sua, ma sempre invano. Ecco, questa è sul comienzo di questa bella novella di Grazia Deledda. Ti invito tutto alla Lega, insomma, o dai questa che pubblico io, oppure dai sul giornale che ha scomporato, oppure scaricarne la mattina e poi ingrandirne sul cellulare, casi no, è difficile leggere. Comunque, dai sul cellulare si può leggere corcannelo sul cellulare, che sa mattina è aperta, corcannelo in grandi de pruso, che purtroppo Facebook come ha ridotto questa possibilità di ingrandire la mattina pubblicata. Bene, questa è la prima pagina e questa è la seconda pagina, cioè veramente, no, non sta andata a finire, ecco qua, questa
no. Seconda pagina, eccola qua, escusta, terminata est in due pagine, due di due. Bene, come richiamo sul giornale, l'odio social travolge, Desire manca, basta violenza verbale su di me. Desire este una dessa spruso sul mirino adesso Pellegrino schiestano sul computer e mandano in Giuliana a tutti, insomma, l'assessore regionale vittima di insulti, io sotto scorta combatto per tutte, va bene. Sotto le mie foto ricevo ogni giorno offese gravissime da parte di uomini che ho denunciato. Sei da sbattere, pareva una escort, vabbè, questo non è sardo di sicuro. A proposito di 25 novembre, volgari, sessisti, spregevoli, nel giorno internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la combattiva Desire Manca denuncia l'ennesima gravissima offesa ricevuta sul social dai caffoni da tastiera, sparando a zero contro chi nel 2025 sbotta l'assessore regionale del lavoro. Si riempie la bocca ogni giorno con le scarpette rosse, le battaglie, le lotte contro la violenza di genere, ma poi sparge continuamente odio con commenti che ledono la personalità e la dignità di chi le riceve. Siamo solidari assolutamente con Desiree manca che poi bestia sa aiutorio che arriva da parte di Todde, Alessandra Todde, costruiamo una rete che per non lasciarle mai sole. Poi bestia dalla prima pagina, il femminicidio è solo un punto di arrivo, femminicidio è una parola che abbiamo imparato a pronunciare tardi e forse ancora con difficoltà. Non indica semplicemente l'uccisione di una donna, ma l'uccisione di una donna in quanto donna. Ecco, questo su chi anni sarà l'espressione più estrema di una violenza radicata nei rapporti di potere, nei ruoli sociali, nelle aspettative culturali che per secoli hanno attribuito alle donne una posizione subordinata. In molti paesi il femminicidio è riconosciuto come reato specifico, come circostanza aggravante, come l'odio razziale o religioso. In questo contesto si inserisce anche il recente progetto dell'IDL italiano che introduce per la prima volta la fattispecie del femminicidio. È un intervento che ha anche una portata culturale e simbolica, riconosce che questi crimini hanno una matrice specifica e non sono assimilabili agli altri omicidi. Cioè, questa dire oggi nasce da sa morte de sa mariposa, che gai 13 zorres, come no, in Argentina, comunque dell'America Latina, che sono state angariate e poi morte, insomma, la morte che la hanno imbolata poi in dono tremene, che la hanno imbolata a Maripol, mi pare che è San Benato, ma si anche a chiamare Mariposa, cioè farfalla in italiano, insomma, e sono allegato sul potere maschile che ha una dessa strese di una dessa strese si invaghito sul dittatore, su comandante supremo e essa si negata e quindi finché l'ha fatto pagare chissà morte. Cioè io un momento questo conto va, ma poi mi potete informare mezzo su casa memoria non mi lascia tammentare manco usando, insomma, ma siamo dai danni su 1000 800, o prima adesso hanno 900, insomma. Giovani medici costretti ad emigrare, la specializzazione come un esilio. La denuncia. In tanti sono obbligati a formarsi nella penisola con stipendi bassi. Lorenzoni, dell'ordine narata, le scuole da noi ci sono, ma il concorso unico li penalizza. Concorso unico sono tutte maniere, insomma, chi sono
impoverire su apparato medicale, insomma, cioè adesso la presenza adesso il dottore viene già come in numero e quindi mancano da essere vite se mancano pure intanto il locolo le salcitate. Ospedale, SOS infermieri, siamo sull'anno del numero. La denuncia di Carena della FIAS, turni massacranti, 1 per 25 pazienti. SL3, finora per quest'anno ne abbiamo assunto 24 e anche 61 OS. E l'unica cosa che abbondano nell'ospedale resta dei uscerisi. Uscerisi, bisogna che ne conto, corso e scraro, che non mancano di sicuro, lo che manca sono dottori e infermieri, barelle sistemate nei corridoi in attesa di una posizione adeguata, pazienti che a giorni toccano anche quota 45-50 e che da un momento all'altro riempiono come un uovo i settori, ma l'unico dato che non cambia è quello degli infermieri che se ne prendono cura. In media sono uno ogni 20, anche 25 pazienti. Dopo le diverse segnalazioni arrivate negli ultimi anni, riesplode in questi giorni l'emergenza infermieri e con essa in particolare la situazione dei 2 reparti dell'ospedale San Francesco, dal tempo in condizioni decisamente critiche sul fronte degli organici. Siamo rassa solita, insomma. Sardegna non sa quanto inquina, report emissioni, fermo al 2019, cioè adesso 2019 noi schiamo scanta CO2 semolo ponendo in aria, però schiamo già adesso 2019 che 2 tonnellate a abitante contro la 7 di media del Stato italiano, cioè praticamente siamo sui boschi, semolo ponendo CO2 in ambiente. Poi è chiaro che io sono negazionista, che narra la chiesa CO2, serviti e così via, ma non si legano mai sul rapporto scientifico, poi scrive chissà CO2, serviti fino a un certo punto, ma già chi resta, che non viene assimilata da essa spianta, da essa eccetera, eccetera, è altamente negativa, cioè va tutto il buco dell'ozono, tutto questo Michele, cambiamento climatico e così via. Non si rende conto, amolo, purtroppo, sul complottismo chi campa adesso il complotto se ne inventano a cada dia uno, insomma. In Sardegna si continua a parlare di transizione ecologica, di aree idonee, di rinnovabili, di piani energetici e persino di cabina di regia. Eppure manca il dato elementare, quello senza il quale qualsiasi strategia diventa cieca. Non sappiamo quanto la Sardegna emette in termini di gas serra dal 2019. 6 anni di vuoto informativo in una delle regioni europee più esposte agli effetti della crisi climatica. La situazione, meno 343 megawatt, eppure l'isola parte da una condizione già di per sé complicata. L'accordo di Parigi assegna alla Sardegna l'obbligo di installare 6,2 megawatt di nuove rinnovabili. Secondo i dati di Terna, la regione registra un deficit di meno 343 megawatt di energie rinnovabili installate rispetto alla tabella di marcia che dovrebbe condurla agli obiettivi 2030 del Fit for 55. Il motivo è noto: moratoria di giugno 2024, legge 20 dicembre 2024, nuova proroga del novembre 2025 che rinvia di altri 90 giorni le aree idonee. 3 provvedimenti in 18 mesi che hanno congelato gli investimenti, bloccato progetti già approvati e generato oltre 150 ricorsi milionari, denuncia l'associazione Saper Sardi per le rinnovabili. Tutto questo mentre regioni come Lombardia ed Emilia Romagna vantano oltre il target. La Sardegna arranca e lo fa sempre senza conoscere nemmeno qual è la propria posizione di partenza. L'ultimo report, l'inventario regionale delle emissioni, lo strumento che dice quanto CO2 è il sistema Sardegna, ogni anno
non viene aggiornato dal 2019. Prima di allora l'unica altra rilevazione disponibile risaliva al 2015 e il quadro è il seguente. Nel 2015 sono finite in atmosfera 15,35 milioni di tonnellate di CO2, nel 2019 invece 15,28 milioni di tonnellate, una diminuzione ridicola rispetto a 66.000 tonnellate in 4 anni, dice Roberto Schirru, portavoce dell'Associazione Sardi per le rinnovabili. Quindi in occasione non tocca della berre, siacche serio, siacchete, e schiaru contro qualunque speculatore, ma dessa rinnovabile non si può fare a mano. E dimos come sono andate questa selezione, che viene in Italia, allora Campania, Puglia e Veneto, Campania e Puglia, Campolargo, e Veneto invece centro-destra. 2 a Campolargo, la Lega vi tiene il Veneto. Nessun problema per Stefani, Ficco e De Caro, trionfano in Campania e Puglia. Andiamo avanti, i parlamentari snobbano la statutaria. La regione può parare un po' sa pressione che beste pro stabilire il rapporto che il Stato italiano, cioè anche l'applicare il statuto, ho visto che la questione insularità è stato un fallimento totale e comunque cercare di anche in modo che la regione conta questa decisione, specialmente su di energia, ma su tante altre cose, Comandini ha inventato questa commissione statutaria, ma a quanto pare che vi credono in pacco, i parlamentari snobbano la statutaria. Solo in 7 hanno partecipato alla commissione speciale convocata da Comandini. Assenti Forza Italia e Lega, al centro del dibattito il confronto col governo e il calo demografico. Viaggiano gratis Chie, i Samobbi, nell'elenco ci sono anche Deiana e Nizzi, gli indagati, militari, finanzieri e il vertice della compagnia convocati dalla procura. Nuovo filone sardo dell'inchiesta della procura di Genova nota come Traghetopoli. Il PM Walter Cotugno ha firmato un avviso per accertamenti tecnici non ripetibili, consulenza informatica su caselle di posta elettronica e su database, indirizzato a 123 persone e 3 società, Mobi, CIN e Toremar, con ulteriori indagati rispetto alla prima tornata di iscrizioni, risultato delle indagini su caselle di posta elettronica di 14 dirigenti delle compagnie di navigazione. Il fascicolo è quello sui presunti favori delle società dell'armatore Vincenzo Norato, anche lui sotto inchiesta, a funzionari pubblici, militari, politici e doganieri. Si parla in particolare di biglietti gratis per le navi del gruppo Mobi, cioè basta, chi è pacca di pruso, che deve paccare vino su curso adesso si viaggia gratis. È chiaro che questa nave non muovete in passivo, può rientrare su scosto, che bisogna lo scandalo di stalla che viaggiano gratis e deve aumentare il biglietto adesso satero. E noi che abbiamo tra questi il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del mare in Sardegna, Massimo Deiani. Le indagini sono ancora alla fase iniziale ed è sicuro che ne occana parizzo del cadro di stalla. La giunta nomina illegittime, la delibera va bloccata, questo struzzo relativamente all'aumento di nominas chi secondo truzzo non serve a nulla, certo è un tutto posto di clientela. 2 funzionari nominati con delibera di giunta ma non previsti nell'articolazione organizzativa della direzione generale della Presidenza della Regione. La denuncia è contenuta in una interrogazione che porta in la prima firma del capogruppo di Forza Italia Paolo Truzzo, delibera con cui scrive in una nota si creano ruoli dal nulla per giustificare indennità esorbitanti pari a 95.000 euro. Tutto questo senza neanche predisporre apposite manifestazioni di interesse, configurando così una palese disparità di trattamento.
Il provvedimento in questione risale a giugno e nell'interrogazione Truzzu chiede di ripristinare la legittimità, l'equità e il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e uguaglianza a tutela di tutto il personale regionale. Cioè praticamente ha aggiunto duoso nominato ai stipendi, ma non ne scrive manco 2 acre, però importante che arrivate sui nari. Su Valentina, parole come pietre, siamo sempre su stesso argomento, questo ex senatore Danna sul caso Pizzali, che ha usato parole incredibili, dannato che usiamo la frase sulla moglie cotta, insomma, cioè che batta chi è, prefere salmo serese cruda e chi la preferi cotta, riferendo a questa piscina, chi la racconta cara. Ferite e umiliate i segnali che non dobbiamo sottovalutare. A Abruzzo il convegno sull'assistenza protetta del codice rosa. Nel 2024 sono state 67 le donne vittime di violenza arrivate al pronto soccorso dell'ospedale Abruzzo di Cagliari, numeri in continuo aumento. È stato sottolineato ieri durante i lavori del convegno. Non sei sola, l'ascolto, la cura, i diritti, tenuto cioè, sul convegno generale, non sei sola, l'ascolto, la cura e i diritti, si è tenuto nell'aula Assa dell'Arnas per fare il punto sugli aspetti legati alla cura e all'assistenza, scusate, non si legge il tesoresto, prestata dall'azienda ospedaliera cagliaritana. Questa si sta male la fotografia in cui andiamo da innanzi, abbiamo la tassa d'imbarco, si marcia divisi, gli iscritti schisarai non era appetito l'annullamento della tassa d'imbarco e chi si non che tira sos aereos, insomma, che este una 0,5 euro prodotti passeggeri è praticamente un taglieggio. Però è imposta da essi Stato questa legge e quindi la Regione deve intervenire chi in denari proprio pro parare questa tassa chi si incassa dagli Stati. USA e Kiev, politica internazionale, USA, UE e Kiev correggono il piano. Oggi vertice dei volenterosi, Meloni arrivare a una proposta seria per una pace giusta. Nuova bozza ridotta a 19 articoli, ma si aspetta l'approvazione di Trump. Io l'appoggio adesso a questa nuova bozza, in effetti riduce un po' la umiliazione dell'Ucraina da parte di questa proposta scritta da Esor Russo e poi passata a Trump, che l'hanno ortata in inglese in maniera pedestre, cioè proprio incredibile, che è stato traduttore automatico praticamente, e poi ha dato chi ti solo la proposta, mentre a canto pare è scritta dai russo. Scontro tra il capo di Stato Maggiore e Katz, rapporto da rivedere, rimossi generali in servizio il 7 ottobre. Fallirono, questo usiamo le danni di Israele, il 7 ottobre scanno est, sono Hamas sono entrato in Israele e hanno dato un strage, insomma, a quanto pare che l'esercito infallibile non è stato in grado di intervenire e quindi come questo generale hanno essere posto a banna. Il caso, telefonata tra Trump e il leader cinese, Tokyo schiera i missili vicino a Taiwan. L'ira di Pechino, provocazione pericolosa, cioè praticamente la Cina, Haiti, ventilando l'idea di invadere Taiwan, visto che ormai è chiaro che chi invade si colle tutto, e quindi viene a Cina, io che adesso anche se amatessi cosa, che sono russo, però a quanto pare l'ha posto out lo giapponese. Xi Jinping apre il fronte Taiwan con Donald Trump in una telefonata inaspettata, la primavera tra i due presidenti dall'accordo su tregua commerciale di fine ottobre. Una telefonata inaspettata, la prima tra i due presidenti dall'accordo sulla tregua
Xi Jinping ha delineato la posizione di principio della Cina sulla questione Taiwan con il Tikkun e ha sottolineato che il ritorno dell'isola alla Cina è parte integrante dell'ordine internazionale del dopoguerra. Gli USA comprendono l'importanza della questione di Taiwan per la Cina, avrebbe detto il Tikkun. Un chiaro riferimento, quello di Xi, allo scontro in atto tra Cina e Sollevante, nato dai controversi commenti della premier nipponica Takahini, secondo cui un ipotetico attacco cinese a Taiwan potrebbe innescare una risposta militare di Tokyo, e quindi l'hanno posto un po' sull'autauto. Bene, andiamo da innanzi, in che abbiamo accordo di USA Ucraina, Trump e Zelensky a un bivio. Progressi nei colloqui, 19 i punti sul tavolo, ma i nodi restano aperti. L'addio a Vanoni, sulle note di Fresu, la nipote Camilla, eri la nostra musa. In chiesa Fazio Littizzetto, Mahmood, Dorighezzi, le rose di Gino Paoli. Bene, e che in questo terminiamo il rinnovo di oggi, sempre lanciare un appello, pochi bisogni, rispetto massimo verso la femmina, e che insomma si pensa che se queremos noi uomini libertà, è il giusto che la femmina pure va per la stessa libertà, non si comprende per quale motivo non deve essere la libertà che pretendiamo di avere noi. Bene, che in questo terminiamo, intanto abbastanza gente che ha iscritto, li a chi ringrazia, Taciriaco 2, buongiorno a tutti, Marino Conto, Grande, Elia, Orgoglio Bitese, grazie Bustiano, Marino Conto, Lina Carai, buona giornata. E quindi salutiamo a tutti, che si sigla la tancatura e noi torniamo a intendere, Scram Manzano, a Samatessiora. A men sorridere di Abonatotto dai Vizi TV, penso a casa.